Antena 3 continuerà a seguire in diretta le celebrazioni per la Settimana Santa del Vescovo di Treviso Michele Tomasi. Dopo i collegamenti della cripta per le domeniche di Quaresima, per la solennità dedicata a San Giuseppe e per l'Annunciazione di Maria, il primo appuntamento è per la Domenica delle Palme. Dalle 8:50 il collegamento sarà con il Duomo cittadino per la Santa Messa. Una funzione che rimarrà nella storia, perché a memoria recente sarà la prima volta che non ci sarà la benedizione dell'ulivo e non ci saranno rametti da distribuire ai fedeli per osservare tutte le prescrizioni mediche legate al contagio. Giovedì Santo il collegamento sarà invece dalle 17:30 per l'inizio del Triduo Pasquale. Con il Vescovo Michele condivideremo una riflessione sull'ultima cena in questo tempo di costrizione di porte chiuse. Una celebrazione in attesa della Santa Messa di Papa Francesco, prevista dalle 18 da San Pietro a Roma. Il giorno dopo, nuovo collegamento in diretta dal Duomo di Treviso, dalle 15, per la celebrazione del Venerdì Santo e la Passione di Cristo. Anche in questa giornata il contagio ha portato alla cancellazione della processione, ma non l'esposizione del crocefisso, con il vescovo che, spogliandosi delle vesti, lo bacerà per tutta la comunità trevigiana. Sabato Santo l'incontro in diretta con il Vescovo Michele Tomasi è fissato dalle 17:30, sempre dal Duomo di Treviso, per una riflessione sul mistero della morte e della resurrezione, come speranza in questi giorni bui, dove molti faticano a vedere uno spiraglio di luce. Infine, domenica mattina, sempre in diretta dal Duomo, dalle 9, la solenne celebrazione della Pasqua, per portare in tutte le case e in tutte le famiglie, seppur nella difficoltà della costrizione, il conforto della resurrezione di Cristo.